Nella lega che conosciamo, in quella di cui ci siamo innamorati, chi gioca lo fa per vincere, sempre. Oggi Peperino e Roma non hanno alternative, o meglio sì, ai giallorossi basterebbe un pari, ma nella 30ª ed ultima giornata di Serie A ogni calcolo è proibito. È l'ultima di regular season, dal Ciriaci Peperino-Roma, la terribile neopromossa, e gli storici giallorossi oggi vogliono solo i playoff. Centro-sinistra del Peperino, la tiene in campo con un prodigio Kutrupi che poi va anche a pressare l'avversario, ma il fallo è già conquistato. Nel muro è pronto Giandonato, la rincorsa del capitano del Peperino, il destro secco contro la barriera, il secondo tentativo di Giandonato sotto la traversa, bomba di potenza del Peperino che si scrolla tante paure di dosso con l'1-0. Sul pallone, Parroni per l'immediata reazione della Roma affidata a Succi, grandissima giocata nello stretto di Succi che poi la scava ma la mette fuori. Avanti è buono da parte di Zullo, palla in verticale, velocissimo il contropiede del Peperino, Aurelio, l'uscita di Rotatori, miracoloso, poi se ne va addirittura in dribbling. Siamo difensore del Peperino. Qui poi il rinvio e c'è una giocata fantastica di Kutrupi che la fa scorrere, l'assist dentro ed il tocco, è un'autorete, l'ha messa dentro Kutrupi, vale comunque il 2-0 del Peperino Calcio che arriva all'improvviso. In verticale la solita protezione di Christopher Kutrupi che ne fa fuori due, poi crossa e dall'altro lato Giovannetti la mette fuori a porta vuota. I giallorossi un po' in affanno in questo avvio, qui sbagliano infatti ancora, occasione, Peperino dentro e non sbaglia Aurelio sull'assist di Fabrizio Giovannetti, sembrano aver preso già la via dei playoff, quelli del Peperino, 3-0 al quarto d'ora. Ad attaccare sulla fascia destra, sono in due quelli del Peperino, le finte di Seferi, il sinistro, ed è la rete, la palla è entrata, Klaus Seferi, 1-3, appena entrato. 10 centimetri, non di più, quelli che si è preso il fenomeno di questa stagione, Klaus Seferi. Giandonato da fuori però, a rimettere immediatamente a posto le cose per i suoi, è sempre il capitano che travolge tutti, 4-1 Peperino. Non ci sono uomini dall'altro lato da servire, allora Liotti, improvvisamente da Succi, la protegge bene, guadagna calcio di punizione stavolta. Liotti e Seferi fuori, Marrocco va infatti, da Liotti che calcia e la palla entra, Liotti è il gol del 2-4 della Roma Calcio 8 che riesce a riaprirla proprio sul duplice fischio dall'arbitro. Bene da Kutrupi. Kutrupi con la sua, la doppia giocata, se ne va ancora Kutrupi, messo giù, l'arbitro non dà calcio di rigore qui, può controllare, appoggiare dall'altro lato ancora Kutrupi, giocata nello stretto destro, gran parata di Rotatori, che intervento. Il possesso è ancora dei ragazzi in maglia bianca di Rossi, che in verticale pescano Seferi, due volte, si gira Seferi! Che gran giocata di Klaus Seferi nello stretto, non si aspettavano forse la giravolta sul destro, ha il piede debole, ma vale comunque il 3-4 della Roma. Marrocco giro contro il palo. Tutto il bello ma anche tutto il brutto che deve ancora crescere ed essere mano a mano estirpato da questo torneo. Siamo naturalmente contenti che un giocatore della classe di Seferi sia rimasto in campo. Qui il Peperino passa, ma Rotatori si supera a rubar palla, a servirla ad un compagno, le sue finte, poi il destro deviato ad 1 centimetro dal palo da parte di Liotti. Palla lunga, colpo di testa su Aurelio che dal fondo col pallonetto Rotatori, cosa aveva fatto Aurelio? 3 in barriera per la Roma. Parte il capitano, Giandonato secco, Rotatori respinge, poi da fuori ancora un tiro con deviazione, palla fuori di un nulla. Di grande sostanza la sua prova sulla fascia destra. Ora Marrocco, batte da sua terra, da fuori grandissima attenzione, ma sul secondo palo arriva la rete del pari, è il 4-4 della Roma. Scontrandosi contro un muro di 3 uomini, da dietro prova a dar continuità all'azione offensiva il numero 11 Kutrupi. La Roma si appoggia ancora bene però lunga su Seferi. Seferi punta l'uomo, secco rientra, convergendo il mancino
di Seferi, sta giocando con una gamba sola, ma fa tutto lui, 4-5 della Roma. Ma un secondo tempo di grande spessore, carismatico e tecnico, un pizzico forse di paura di vincere del Peperino, ed ecco un 5-4 che stava per diventare 6-4 non fosse stato per la gran parata di Gropescu ancora su Seferi, che si gira ancora dal fondo, danza sul pallone e lo mette dentro. È per il Peperino però. Seferi però la fa sua sul rinvio del portiere, rientra ancora verso il centro del campo, alla sfera incollata al mancino, entra dentro Seferi! 6-4 di Klaus Seferi, se l'è presi i playoff, il numero 16 della Roma. Dall'altro lato Gropescu termina probabilmente senza playoff, manca poco al termine, ci sono 3 reti da segnare, attenzione fuori, Aurelio però! Manuel Aurelio, il Peperino che non vuol mollare, non l'ha fatto per tutta la stagione, non lo farà oggi, 5-6. Fallo laterale, la prolunga la Roma, la sfera non è uscita, allora Lorenzi indietro per Gropescu, rimbalzo, palla recuperata su di lui, senza fallo, secondo il direttore di gara, e quindi è il 7-5 della Roma. Dal cronometro, fischietto in bocca, triplice, fischio del direttore di gara, gli applausi sono della panchina della Roma Calcio a 8 GSA, che con un gran secondo tempo ribalta un gran Peperino nel primo, finisce 7-5 per la Roma Calcio a 8 GSA, i giallorossi andranno ai playoff, grande delusione, ma deve esserci orgoglio nella rimonta del Peperino.